I cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio. Per quanto riguarda le elezioni europee, sono 50.952.719 gli elettori chiamati a eleggere i 73 rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, 20 i seggi assegnati alla circoscrizione 1 Italia nord-occidentale, nella quale rientra la Liguria. In totale sono 5 le circoscrizioni nelle quali è suddivisa l'Italia. Come si vota? L'elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere voti di preferenza fino a un massimo di 3. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Se invece si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista. In caso di identità di cognome fra i candidati bisogna scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia 2 cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra i candidati. Per quanto riguarda il voto alle amministrative, sono 19 i comuni del Tigullio chiamati al voto per un totale di oltre 79.000 elettori. Le modalità di espressione per il sindaco cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Rapallo è l'unico comune con più di 15.000 abitanti chiamato in causa in questa tornata elettorale ed è l'unico dove è possibile esercitare il voto disgiunto. Per eleggere il sindaco dunque si può tracciare un segno solo sul candidato, in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco, esprimere il voto disgiunto tracciando un segno sul candidato e un altro segno su una lista non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Tracciare un segno solo su una delle liste collegate al sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista dei candidati consiglieri. Le preferenze per i consiglieri, un massimo di 2, si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia dei candidati consiglieri comunali della lista votata. In caso di espressione di 2 preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1. Qualora nessun candidato raggiunga questa soglia, si tornerà a votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra i 2 candidati più votati. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, ed è il caso delle altre amministrazioni comunali chiamate al voto nel Tigullio, non si può effettuare il voto disgiunto. Pertanto si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata allo stesso o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista dei candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Cambiano a seconda della popolazione le modalità di espressione delle preferenze. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nel Tigullio, oltre al caso di Rapallo, ci sono Cogorno, Santa Margherita Ligure e Lavagna, è possibile esprimere 2 preferenze per i candidati a consigliere comunale, avendo cura di scegliere 2 candidati di genere diverso tra loro, pena l'annullamento della seconda preferenza.